È un'emergenza che sta colpendo molto forte la prima economia del Veneto e noi non ci arrendiamo, vogliamo continuare a tenere la testa alta. Alvise Giusto, 27 anni, spiega con poche ma efficaci parole in questo video il perché, insieme al socio e ai collaboratori con cui gestisce il reletto T di Mogliano, ha deciso di reinventare l'offerta di una struttura che fino a pochi mesi fa, vista la vicinanza con Venezia, viveva solo di turismo e viaggi d'affari, destinando 3 stanze ai lavoratori in smart working. Da quando è iniziato questo periodo di emergenza abbiamo riscontrato un calo nelle prenotazioni, specialmente dai turisti esteri. Noi lavoravamo molto bene con americani, australiani, canadesi. Abbiamo lavorato per un periodo con gli europei e qualche italiano anche che ha approfittato della situazione un po' per visitare Venezia e le città vicine. Però da 2 mesi a questa parte abbiamo riscontrato un calo ancora maggiore, pur noi avendo abbassato anche le tariffe, i prezzi. Quindi da qua è nata l'idea di offrire le nostre camere come camere per smart working. L'idea è quella di intercettare chi in casa non ha uno spazio adeguato per lavorare o voglia spezzare la routine. In altre zone d'Italia e in altri paesi d'Europa lo smart working in albergo pare abbia già preso piede e le limitazioni legate alla pandemia sono destinate a incrementare questa pratica. È proprio su questo che vogliamo puntare, a offrire uno spazio adeguato, tranquillo e sicuro per chi vuole lavorare e aumentare la propria produttività.